Eder, Mac, Pallister. Eravamo tornati giovani, non è detto di no. Se ne è parlato, si parla da qualche mese, ormai non è una storia nuova, nuovissima. Era uno scambio che per fortuna è venuto fuori perché secondo il marito e noi eravamo semplicemente due che si scambiavano il buongiorno e basta. E insomma voglio sperare che non ci sia un idiota uno in Italia ancora che non creda alla nostra relazione, punto. Cosa posso dire? E tutto quello che io ho fatto e detto finora era per dimostrare che questo era, ed è una cosa che io ho dichiarato in questura alle 9:30 del 15 dicembre, del mattino dopo, e quella mia prima deposizione è gemella di tutte le altre che ho fatto dopo, questa compresa, contiene tutto. 2 ore e mezza più di continuo interrogatorio. E io mi ero lamentato che non ci eravamo sentiti, era una domenica questa penso, il 12 dicembre. E lei mi ha risposto, appena tardi la sera, l'ora è 20 e qualcosa, non arriva adesso in fase divan. Erano a casa, fase divan vuol dire sul divano, e non arriva non sono riuscita a chiamare tutto il giorno. E diciamo pure che logicamente io credo che da uomo, da marito sia difficile accettare questa situazione, di sicuro. Il fatto che lui adesso in qualche modo continua a rinnegarla, e dirò di più, quando molte persone hanno detto che giustamente anch'io in un'altra situazione mi sarei proprio offesa e risentita con quelle parole che ha usato diverse volte Sterpin, no, la vasca e questo e quell'altro, però parliamoci chiaro, era un modo anche per provocare il marito affinché accettasse quello che è la realtà. E questi adesso messaggi che per fortuna il perito dottor Zorzi è riuscito a estrapolare, che da quello che ho capito non è riuscito neanche a estrapolare tutto, dimostra che Liliana non era in un imbuto emotivo. Liliana voleva cambiare la vita. Iniziano le ricerche già in agosto su come divorziare senza avvocato. Parliamoci chiaro, allora il signor Sterpin è logicamente un uomo in età. Liliana non era una ragazza, però lei aveva le idee molto chiare su quello che sarà il suo futuro. Lei voleva, e ripeto, non siamo nessuno, ma ripeto nessuno noi per giudicare le scelte di Liliana e di Claudio. Poteva durare un giorno, poteva durare una vita, erano scelte di Liliana. A un dato momento, adesso giusto per parentesi, siamo passati 3 anni, intanto avrebbero goduto 3 anni. E comunque quando la procura sceglie di dire è caduta in un imbuto emotivo perché il matrimonio con il marito praticamente era già terminato, e lo dicono loro, il fatto che non aveva un futuro con Claudio Sterpin, chi sono loro per giudicare? Dei medici? Hanno fatto una perizia, un'autopsia psicologica? Almeno agli atti non risulta niente, solo persone di legge. Come possono far stabilire loro le scelte di Liliana? Chi sono loro? Chi siamo noi a giudicare una scelta di vita, a diventare compagni dopo tanti anni, questa complicità, questo modo di essere insieme, questa fiducia, compagnia, perché no? Ma perché no? Sì, appunto, affetto. Ormai non è che, parliamoci chiaro, non parliamo di una coppia che si vede il venerdì in una relazione extraconiugale e arrivederci e grazie, ognuno torna alla sua vita. No, qua sono messaggi, come stai, vestiti, mi raccomando perché fa freddo, dai, ci vediamo domani, oggi non ti posso chiamare, però risultano anche videochiamate mute solo per potersi vedere. Questo non è normale in una coppia di amici. Come fa il coniuge a dire sì, ma anch'io scrivo alle mie amiche? Ma certo, solo che il problema grosso è che Liliana, amici maschi, dentro nel cellulare non risultano. E anche i scambi con le altre persone, anche con me, non è che ci scambiavamo ogni giorno, ciao, buongiorno, arrivederci, dove sei? Perché è una donna che ha sempre lavorato, era sempre attiva, non era una casalinga che tutto il giorno sta davanti alla televisione, anzi, Liliana praticamente aveva, se proprio lo dico, una doppia vita, fatta dal giovedì al lunedì in bicicletta con il marito, ed era stanca, era stufa,
era stufa di marciare chilometri su chilometri su chilometri. Io ricordo che al tempo del Covid, lei mi creda che tutti eravamo là dannati a prendere, io consumavo le zampe del cane per farmi i 500 metri da casa. Lei era tutta contenta che se tirava, ha dipinto casa, se puliva le sue cose, leggeva un libro, stava in pace. Una donna anche di 60 anni, ma perché chi ha lavorato dalla mattina fin la sera non deve stare in pace? Forse sicuramente, anzi, io credo proprio, conoscendo la coppia, che il Covid, come è successo a tante altre coppie, li ha messi in difficoltà. E chiaramente dopo il Covid, dopo è successo che Claudio rimane vedovo, sicuramente dai messaggi emerge proprio che dopo agosto la loro situazione, la loro intimità cresce. Infatti le ricerche di Liliana iniziano ad agosto, come poter divorziare senza avvocato, anche perché era un modo per cercare di divorziare in modo semplice, pulito e veloce, soprattutto visto che non erano proprietari di immobili e non avevano figli, quindi si potevano accordare e finiva là. Ma lui l'ha detto a me 2 volte, solo non ha detto è l'amante di mia moglie, lui ha detto è una persona che andava ad aiutarlo nelle faccende domestiche, ma non è così, anche perché Liliana nel 2014 ha tirato fuori una frase come, cioè si parlava di uomini, di matrimoni, di menage, diceva che ognuno dei presenti, cioè le mie figlie, io, dicevamo che bisogna coltivare questi amori, se no si perdono per strada. E lei mi ha risposto, io non posso farlo perché è sposato. La cosa è rimasta lì perché non sapevamo dell'esistenza di Claudio in quel momento. Forse potevamo chiederle qualcosa di più, ma non ci è passato neanche per la testa. Come quando, sempre a casa mia, c'è stata una specie di litigata tra me e Sebastiano, e lei ha detto lascialo perdere che è matto. Allora io a quel punto l'ho preso su come uno scherzo e le ho detto guarda, quando sei stufa di lui, io ero già vedova, vieni ad abitare con me. Ma era una buttata, come posso dire, era per smorzare l'atmosfera che in quel momento si faceva pesante. Io l'ho detto come uno scherzo, come una buttata, ma Sebastiano l'ha presa molto male, tanto è vero che se ne sono andati. Cioè, Liliana era una persona che nella sua vita, qualsiasi problema familiare, con gli amici, sul lavoro, eccetera, lo risolveva perché era una donna intelligente, era una donna che ha sempre tirato avanti da sola, non c'è stato mai nessuno che le abbia dato una mano per risolvere i suoi problemi, perché lei voleva farli da sola, perché lei diceva sempre, se ho sbagliato io, devo risolvere io, devo pagare io, inutile che metto dentro persone che non hanno niente a che fare con i miei problemi. E ce li raccontava una volta che li aveva, risolti. Quindi anche in questo caso di Claudio, e sono sicura che lei ce l'avrebbe detto quando tornavano dal loro weekend. Perché Liliana era così da piccola, Liliana era fatta così da bambina, lei era fatta così da bambina. Quando noi giocavamo insieme, so che sono passati 60-70 anni, quello che è, però lei se si faceva male non te lo diceva neanche, ti accorgevi perché la mamma le metteva magari a fare il bagno o le metteva il pigiama. Liliana, cosa ti sei fatta? Ah, non è niente, è passato. Cioè, Liliana era proprio fatta così, anche quando ha cambiato gli appartamenti. Sì. Non te l'ha detto prima di trovarlo, te lo diceva dopo, guarda, ho cambiato casa, vuoi venire su a vedere? Questa era Liliana, inutile che dire, non sapeva ragionare con la sua testa. Questa informazione non è emersa, nel senso che non abbiamo certezza su quello che sia successo nei giorni precedenti, però come diceva bene Gabriella, insomma, dagli accertamenti che sono stati eseguiti sia nella prima fase delle indagini che anche oggi, insomma, emerge sicuramente la relazione tra Liliana e Claudio, emerge in modo chiaro che Liliana fosse una persona molto riservata, però ripeto, adesso questi messaggi vanno a confermare tutto quello che ha detto Claudio
fino a questa mattina, nel senso che l'ha detto nell'immediatezza, c'era una relazione, c'era un rapporto che doveva avere poi un'evoluzione, però io ritengo che lo dovremmo fare, lo faremo presto, ci auguriamo, che tutti questi elementi vadano letti insieme, cioè non si può ogni volta pensare di leggere un'informazione senza poi pensare a quello che, ad esempio, vi faccio un esempio, l'albergatrice che avevamo sentito in indagini difensive ci dà una ricostruzione di un rapporto, perché conosceva la coppia da tempo, in un momento una coppia serena, negli ultimi mesi era una coppia che era in crisi, che era in tensione. L'albergatrice ci dice che Liliana aveva timore per alcuni atteggiamenti di Sebastiano e ci dice di aver assistito personalmente a insomma, a delle reazioni particolari di Sebastiano. Quindi non era un momento di serenità come viene descritto, un momento in cui tutto andava bene. Qualcosa stava succedendo e queste decisioni di Liliana sono state prese dall'estate in poi, quindi da settembre in poi. Liliana aveva già deciso, però piano piano, come diceva bene il vostro ospite prima, per non far soffrire nessuno che stava prendendo la sua via. Io parto da lontano adesso, da lontano per modo di dire, e voglio sperare, cosa in tutti noi speriamo, che la nuova procura realmente faccia le indagini come vanno fatte, non sono state fatte, perché la vecchia procura ha passato, gli è stato necessario 1 anno e mezzo di lavoro per tentare di convincere il mondo, noi non ce l'ha fatta, che lei si è suicidata. Questo era il lavoro della procura precedente. Ora io voglio sperare la nuova procura, che è in lavoro, non ha ancora iniziato completamente, faccia le indagini come dovevano essere fatte allora. Questo lo spero. Per quanto riguarda quello che dice Sebastiano, io voglio dirgli, gliel'ho già detto, lo ripeto adesso, la persona che in quel momento, quando hanno riesumato Liliana, intanto io ero nascosto tra gli alberi e non mi ha visto nessuno, a lui gli hanno detto che io ero là. Ecco, la persona che era fuori posto era proprio lui, perché anziché cercare, eravamo il 25 di gennaio, anziché cercare la verità su quello che era successo a sua moglie, lui si preoccupava del fatto che io ero in quel punto presente. Io considero che in quel momento avevo molto più titolo di lui per essere là. Lui era solamente un marito sulla carta, un ex marito, e se a Liliana non fosse successo quello che è successo, noi in quel momento saremmo stati assieme e lui abbandonato. Di questo fatto non si è mai preso briga lui di pensare, eccolo. Un'altra cosa che voglio dire, spero che le indagini nuove la facciano riemergere. Io sono convinto, come diceva lei, che lui la spiava per telefono, motivo per il quale lui dice bugie sapendo di farlo, dicendo che non sapeva niente delle sue intenzioni. Lui ci ha probabilmente, dico, e voglio sperare che venga dimostrato, lui ci ha sentiti, ascoltato per gli ultimi tempi, almeno alcuni mesi, motivo per il quale, e di nuovo dico una cosa nuova e voglio sperare che verrà dimostrata dalle indagini, questo delitto è stato premeditato, perché di un delitto si parla, per omicidio viene riaperto il caso ed è stato premeditato quello che è successo a Liliana, punto, per capirci. Lei era talmente corretta che non voleva lasciarlo in braghe di tela Sebastiano, Parole quindi testuali. lei avrebbe sistemato le cose anche per lui. Non è che lei era partita così, che ne so, un colpo di testa, innamoramento, lascio tutto, vado via. No, lei era talmente ponderata che avrebbe sistemato anche Sebastiano, con la casa, con i soldini, con la macchina. A cosa servivano quelle gite nei weekend? A cosa servivano quelle gite nei weekend? Ogni weekend in sauna. Beh, io mi farei una domanda se fossi gli inquirenti. Le visite ai casinò, le saune, tutti i weekend. Per l'amor di Dio, magari sbaglio, è un mio pensiero. Vabbè, un tuo ma come mai da pensiero lunedì questo, Silvia, sono adesso non pensionati possiamo- sì, Silvia. ho capito. Mi Pure il tuo scuso, è il avvocato mio qua, pensiero. Però ti viene da pensare, perché non andare in sauna anche il martedì e il mercoledì?
Il mio tuo pensiero personale. Sono dei pensieri che da una parte io giustifico, perché comunque credo che oramai sono quasi 3 anni, siamo ancora qui a parlare se c'è stata una storia, se si tratta di omicidio, se si tratta di suicidio, non sappiamo cosa è successo, quando è morta, perché è morta, e quindi i parenti io li capisco, nel senso che più tempo passa e più danno poi sfogo, no, a pensieri diversi. Silvia voleva bene, insomma, alla cugina, quindi sta cercando di lottare in tutti i modi, però sono delle riflessioni che fa Silvia e rimangono tali. Io non mi sono fidata di lui e nel suo comportamento, nel suo atteggiamento c'era qualcosa che non andava. Infatti ero comunque con le antenne dritte anche per quello che mi era stato riferito dal mio compagno riguardo a Claudio, che io non sapevo, non conoscevo, ed era arrivata questa notizia. Quello che volevo invece aggiungere è che, a parte tutte le contraddizioni di Sebastiano, che in 3 anni di un marito che cerca la verità, mi fa strano che per quanto riguarda i soldi, la fede e tutto il resto, che siamo stati anche chiamati in procura per queste cose, non riesco a capire perché tutte queste cose strane che lui si inventa. Seconda cosa, sarà una cosa banale, per l'amor del cielo, ma lui dal 19 novembre, uno che è praticamente sui social giorno e notte a postare fotografie di Liliana, dal 19 novembre e lei dal 27 novembre non postano più. Lui riprenderà al giorno del funerale. Quello che mi chiedo anche, e tutti ormai abbiamo visto nelle televisioni, lo sguardo di lei nelle ultime fotografie, c'è una in cucina in particolare che veramente mi fa caponare la pelle, lui che ride e lei che guarda la macchina fotografica in una maniera indecifrabile. Chissà perché anche il giorno 8 dicembre ho fatto io le foto, lei è bella sorridente, e ricordo che quella foto è sulla tomba. Perché non c'è una foto di Sebastiano messa lì sulla tomba? Evidentemente non si è preoccupato molto di riempire neanche il portafoto del cimitero. Comunque, a parte questo, ripeto, basta guardare gli sguardi che verso lui, anche la sera della cena del 13, sono diversi da quelli che sono fatti agli altri commensali. E si vede ed emerge ultimamente in tutte le loro ultime foto. Qualcosa non tornava fra loro e questo è indiscutibile. Ecco. Eppure Sebastiano è molto determinato e la vede in tutt'altro modo. L'ho già detto e lo ripeto, queste sono tutte fandonie di Sebastiano, lo dico e verrà fuori. Fandonie. Volevo approfittare per dire una cosa, so che non è molto importante, ma per me lo è, perché sono stufa di sentire Sebastiano dire che la famiglia non lo voleva. L'unica che ha voluto che io parlassi con Liliana quando voleva mettersi con Sebastiano è stata la zia. La zia mi ha detto: ti prego Silvia, tu che siete cresciuti insieme, prova a parlarci, perché noi non siamo contenti. Io ci ho parlato con Liliana nel 92, ho detto quello che dovevo dire e anche ho detto: Liliana, fai come credi, è la tua vita, noi accettiamo qualsiasi tua decisione. E noi questo abbiamo fatto per 32 anni. Abbiamo accettato Sebastiano perché era marito di Liliana, non è una persona che lo vede, cioè da vedere ogni giorno, perché purtroppo ormai lo conoscete, però non l'abbiamo mai chiuso fuori dalla porta, è sempre stato alle nostre ricorrenze, alle nostre feste, e sempre, quando è venuto, è sempre stato accettato bene. E quando dice che è stato mio marito a dirgli che la famiglia non lo voleva, è un'altra bugia che io non capisco, perché dire bugie su certe cose così di poco conto. Parliamo di cose serie, non di queste sciocchezze, perché finiamo per dire: tu hai detto questo, io ho detto quest'altro, tu hai detto questo, tu hai detto quest'altro. Io la coscienza ce l'ho a posto e lui deve smetterla di parlare della mia famiglia, dei vivi e dei morti. Io non ho mai tirato in ballo la sua e lui non deve tirare in ballo i miei defunti. Ne deve portare rispetto per il rispetto che loro hanno avuto nei suoi confronti per 32 anni. Sebastiano dove dice ma è solo una lamina di 1 millimetro e che praticamente non è niente, non è un'aggressione.
Però lui ci ha pensato che insieme alla lamina mi sembra c'è anche il polmone bucato, la pleura, il viso tumefatto ed è sua moglie. Cioè lui si preoccupava al cimitero di Claudio che gioca a nascondino e non si preoccupa di chi ha ridotto in quella maniera sua moglie. Io credo che era più importante preoccuparsi, e oggi preoccuparsi ancora, di chi. Io starei a rovellarmi giorno e notte chi può aver fatto questo a Liliana, chi può averla buttata in 2 sacchi di immondizia. Questo è quello che credo, ma lo credo proprio che un marito dovrebbe preoccuparsi, non se la lamina è di 1 millimetro o non è di 1 millimetro, perché lui non ha bisogno di difendersi, perché lui deve trovare la verità su chi ha ucciso Liliana. Questo deve chiedersi: chi è stato a fare male a questa donna tranquilla, serena, che faceva la sua vita, aveva un amante, ma benissimo, ma allora doveva preoccuparsi prima a risolvere i suoi problemi familiari. Ma adesso che i problemi familiari, secondo me, non c'entra più niente, neanche l'amante, non mi dire che uno, perché ha l'amante, viene ridotto in quella maniera. Ecco, questo è da capire, perché Liliana si è ritrovata ad essere portata in quel boschetto tutta tumefatta, con i vestiti puliti, pulita anche per il resto. Allora io mi chiedo, adesso la domanda che dobbiamo farci è se Lili aveva un amante o chi ha ucciso Liliana. Io credo che la cosa più importante è capire per questo l'omicidio volontario da chi è stato causato. Vale per Sebastiano, per tutti quanti. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.